Nella sala consiliare del Palazzo Municipale di Sora si è svolta giovedì 6 maggio la cerimonia di premiazione del concorso di idee Be Different, non abbandonarli. Il concorso, volto alla sensibilizzazione sui temi ambientali, è stato promosso dal Comune di Sora in collaborazione con Ambiente e Salute SRL ed era rivolto agli alunni delle scuole primarie della città con un'età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Gli studenti hanno realizzato in forma individuale o collettiva degli elaborati grafico-pittorici sull'importanza del riciclo e della differenziazione dei rifiuti. L'idea è quella di coinvolgere i più piccoli in questo importante progetto per la città e per l'intera comunità, che è quello delle mini-isole ecologiche, il cui scopo non è solamente quello di meglio potenziare e ottimizzare la raccolta differenziata, ma è anche quello formativo di inculcare nei cittadini quelle che sono le buone pratiche. E sotto questo aspetto i più piccoli sono quelli che poi saranno gli adulti di domani, e anche per la loro percezione di poter partecipare a un evento con i loro disegni che saranno poi rappresentati con delle serigrafie sulle superfici di queste mini-isole, è l'occasione per sentirsi non solo partecipi, ma per meglio apprendere quelle che sono le buone pratiche di raccolta differenziata e per poterle poi anche diffondere verso i più grandi. A giudicare gli elaborati un'apposita commissione presieduta dal professor Lucio Meglio. La cerimonia di premiazione è stata aperta dai saluti del sindaco Roberto De Donatis e dell'amministratore unico dell'ambiente e salute Ennio Mancini, alla presenza del segretario generale dottoressa Riccio e del professor Landolfi, componente esterno della giuria. I 5 premi previsti dal bando sono stati assegnati ad Emma Campagna della classe quarta A dell'Achille Lauri comprensivo 3 di Sora, classe prima B della scuola primaria Achille Lauri, sempre del comprensivo 3, classi terza A e terza B della scuola primaria Achille Lauri del comprensivo 3, Davide Ferrari della classe seconda A della scuola primaria San Rocco del comprensivo 2, Matteo Coletta della classe seconda A della scuola primaria San Rocco del comprensivo 2. L'obiettivo del concorso di te ha avuto facile presa nel mondo della scuola, soprattutto nella scuola dei piccoli. Non potevamo non rispondere ad un appello del genere perché, come giustamente ha detto il sindaco, il buon esempio spesso, in questo caso il cattivo esempio, viene dagli adulti, per cui vogliamo ripartire da capo, rinforzando gli obiettivi formativi dell'educazione ambientale attraverso un linguaggio simbolico, ed è questo lo scopo del concorso delle idee, almeno così l'abbiamo interpretato, lasciando alla creatività dei più piccini l'estro di abbellire i contenitori delle varie tipologie di raccolta per poi lanciare il monito, e magari saranno loro sentinelle dell'ambiente, curatori del rispetto ambientale, e forse avrà pesa sugli adulti, così quando vedono l'adulto che lascia le cartacce per terra o lascia le bottiglie, ahimè un brutto vezzo al quale assistiamo sempre più spesso, sarà forse il bambino a dire: guarda che questo non si fa. A ritirare i premi il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Sora 3 Marcella Petricca e la docente Antonella De Geronimo, collaboratrice del dirigente dell'Istituto Comprensivo Sora 2 Maddalena Cioci. Ai vincitori sono andati dei buoni di acquisto di materiale didattico ed informatico ed inoltre i loro lavori saranno utilizzati per decorare i centri di raccolta, le mini isole ecologiche che verranno posizionate nei prossimi giorni in alcune zone della città di Sora. Assegnate anche alcune menzioni speciali.